Con il presidente della Dinamo Lab Banco di Sardegna, Gianmario Dettori, una cavalcata che all'inizio magari poteva sembrare meno impegnativa, ci ha visto finire al sesto posto nella regular season e poi questa coda di questo campionato con i play-out contro Varese, doppia sfida, -4 all'andata, un bel ritorno. Oggi una vittoria importantissima, una partita fondamentale perché ci ha consentito di salvarci senza proseguire nei play-out dopo un campionato faticosissimo perché fatto con una formula, organizzato con una formula molto particolare che vede chi non fa i play-off fare i play-out e la lotteria dei play-out poi diventa una cosa incerta, diventa una cosa molto, molto difficile da affrontare perché tutti vogliono comunque salvarsi, vogliono rimanere in Serie A e le partite diventano più dure che nella regular season. L'ha dimostrato Varese all'andata, loro sono stati bravissimi a tenerci sotto nel punteggio, ci hanno aggredito fin dal primo quarto andando anche sopra di 15, poi noi siamo stati abbastanza bravi e consistenti nel recuperare il gap e portarci a -4. Oggi abbiamo giocato una buonissima partita con un po' di nervosismo all'inizio, però poi ci siamo un attimino distesi e abbiamo portato a casa il risultato. Presidente, non c'è tempo per rifiatare perché adesso davvero ci si può affacciare in Europa in una competizione importante a dare il là forse alla ripartenza definitiva di questo basket in carrozzina e purtroppo in Italia, diciamocela tutta, non è ancora al top come potrebbe e come risulta essere in altre parti dell'Europa. Adesso a fine mese sì, andiamo a giocare il girone di qualificazione per l'Eurolega. Andiamo in Germania e anche quello sarà un momento molto, molto difficile, però noi andiamo con tutti i buoni auspici per cercare di dare il massimo e cercare di portare a casa una qualificazione all'Eurolega del prossimo anno. Il basket in carrozzina in Italia sì, è vero, probabilmente non è come in altre nazioni, però il presidente federale con tutto il suo staff sta facendo un grande lavoro e io lo ringrazio di questo perché consente a società anche come la nostra che comunque si affacciano, vivono lo sport come polisportiva, parlo della Dinamo in generale, di praticare anche questa disciplina sportiva ad altissimo livello. La Dinamo sta contribuendo alla crescita del basket in carrozzina in Italia, ancorché i risultati non siano ancora dei migliori, diciamo, non facciamo i playoff, non abbiamo fatto i playoff, però la Dinamo è già una realtà molto importante del panorama cestistico in carrozzina nazionale e vogliamo che lo diventi anche a livello internazionale. Facciamo passi piccoli come al solito, come nel nostro DNA, passi piccoli però molto ben assestati, per cui pian pianino andiamo avanti e cerchiamo di crescere ancora di più insieme a tutto il movimento. Presidente, ultimissima domanda, qualcosa si muoverà per il prossimo anno? Perché è chiaro che la vostra partecipazione eventualmente a una competizione continentale prevede l'allungamento del roster in tempi giusti, perché quest'anno non dimentichiamoci, siamo stati penalizzati anche da una formula di tesseramenti un po' particolare, quindi niente, cosa ci dobbiamo aspettare? Quest'anno nella composizione del roster siamo stati un po' penalizzati dai tempi perché abbiamo avuto la notizia della nostra partecipazione alla Serie A abbastanza in ritardo. Le squadre nel basket in carrozzina si fanno ad aprile-maggio, noi a giugno ancora non sapevamo se saremmo stati una squadra di Serie B o una squadra di Serie A. Perciò diciamo che per l'anno prossimo adesso già da oggi sappiamo che faremo la Serie A, quindi avremo la possibilità di organizzarci, avremo la possibilità di contrattare i giocatori per tempo e allestire anche noi una squadra competitiva che necessariamente dovrà avere dei cambi che quest'anno per varie vicissitudini non abbiamo avuto per tanti motivi. Per esempio Arena ha avuto problemi di salute, è dovuto andare via, è un ragazzo sul quale noi abbiamo puntato molto all'inizio dell'anno, è un ragazzo nel giro della nazionale, quindi un giovane che poteva veramente far bene a Sassari, però purtroppo la salute lo ha chiamato a casa. Per cui per l'anno prossimo cercheremo di allestire una squadra che sia
competitiva in Italia per cercare insomma, di fare un ulteriore piccolo passo verso diciamo, una posizione di classifica migliore, ma senza mai fare il passo più lungo della gamba.